Devo dire molto importante e utile ritengo questo appuntamento organizzato dalla Camera di Commercio di Udine per dare ai consumatori la possibilità di conoscere, di usare degli strumenti per sapere ciò che acquista e mangia. Il vecchio detto "noi siamo ciò che mangiamo" effettivamente risponde a verità. Certo, le etichette non sono facilissime da comprendere, anche perché probabilmente non sono mai state pubblicizzate a dovere. Da dire poi che i consumatori normalmente non si soffermano, salvo pochi diciamo particolarmente attenti, a verificare ciò che c'è scritto sulle confezioni degli acquisti alimentari. Da ciò si può dedurre sia se il cibo che noi acquistiamo ha un buon rapporto qualità-prezzo, perché con l'elencazione di tutti gli ingredienti di questo possiamo da soli fare una valutazione, sia se ci sono ad esempio presenti nelle confezioni delle sostanze che a noi possono procurare danno. Non solo, ma anche c'è un discorso importantissimo che è quello della tracciabilità, perché la carta d'identità dei prodotti che noi acquistiamo naturalmente ci dà modo di comprendere da dove provengono, proprio da quello che è il campo, come si diceva un tempo, sia il campo sia altro, naturalmente alla tavola e alla nostra tavola soprattutto. Quindi cercherò di far capire, far conoscere quelle che sono le cose fondamentali da sapere per essere dei consumatori consapevoli anche in campo alimentare. La Comunità Europea ha fatto fare anche all'Italia dei passi avanti notevoli per quanto riguarda la tutela e la sicurezza degli alimenti. L'etichettatura, così come è stata richiesta, certo qualcosa da ridire c'è sempre, intendiamoci, però come è stata richiesta da applicarsi anche al nostro Paese, dà tutta una serie di informazioni che sono utilissime. Naturalmente non è da moltissimo che questo avviene, perché io ricordo ad esempio una battaglia, permettetemi di fare un po' di pubblicità all'associazione che rappresento, una battaglia quasi della fine degli anni 90 è stata da parte della Federconsumatori proprio quella di raccogliere le firme per quella che chiamavamo la carta d'identità degli alimenti e oggi questo, grazie all'Unione Europea, c'è. Certo, tutto è perfettibile, alcune cose sono riportate in modo non perfettamente chiaro anche come linguaggio per la maggior parte dei consumatori, che peraltro difficilmente possono permettersi di rimanere in un negozio con un vasetto o con una confezione di qualcosa in mano per parecchio tempo per cercare di capire e rendersi conto se quelli sono dei prodotti che sono confacenti alle loro esigenze. Io credo che come oggi noi abbiamo la tracciabilità praticamente quasi in tutto, fra una decina d'anni sarà decisamente tracciabile tutto ciò che noi acquistiamo e di cui ci nutriamo. Pensiamo al fatto, ad esempio, dell'ortofrutta, che fino a pochissimi anni fa non riportava nulla, per quanto o pochissimo, se non per buona volontà dei singoli negozianti. E oggi c'è una tracciabilità anche per l'ortofrutta fresca, anche questo quindi è importante. Certo, tutto, come dicevo, può essere perfettibile, però siamo già a un sufficiente livello di protezione.